Benvenuti a Napoli Basket, Germani Brescia. È la terza giornata di ritorno di un campionato fino a questo momento molto interessante, molto affascinante. Poi Dur, c'è il fallo, sarà potenziale gioco da tre. Rimbalzo Toté che va da Pengos, vuole far correre Green che riesce a ricevere, grande assist per Walde Tensae. Cullen insieme a De Nicolao al posto di Pengos e Walde Tensae. Toté, altro canestro pesante, altra tripla di Leonardo Toté. Lato debole down della Valle da lontanissimo, ma che problema c'è? Amedeo della Valle. Cullen, blocco di Egbunu, il pick and roll, si presenta così John Egbunu. Prova Cullen, un brutto attacco di Napoli. Allora Kuonu per Dur, lo scarico Ivanovic, una tripla che conta molto in questo inizio di secondo quarto. Cullen, Green si prende la tripla e schiaffeggia il pallone Zucic, fa lo stesso Dur. Pengos, Cullen, su di lui rientra Kuonu, Pengos completamente solo. Tripla importante la di Pengos. Pengos per Toté, alley-oop sull'asse Pengos, Toté, wow. Di Bilan per Della Valle che si alza da 3 e con l'aiuto degli dei del basket. Altro errore nella top-in. Allora Bilan per Rivers, si alza da 3, ancora Dimitri Rivers, un'altra tripla vincente. La Valle trova canestro pesante, allora De Nicolao per Cullen che pareggia a 44. Jacob Cullen in transizione. Ci aspetta sicuramente un secondo tempo molto solido, dobbiamo essere solidi in difesa e quando recuperiamo rimbalzi di difesa dobbiamo correre in attacco, in transizione. Questa è la nostra forza, dobbiamo continuare così anche il secondo tempo. Kevin Pengos contro Bilan. Pengos per Walde Tensae, tripla pesante. Il blocco di Toté. Pengos si mette in proprio e trasforma la tripla in un momento delicato. Ora Jason Mornell, poi Bilan preferisce ricominciare da Ivanovic, 10 sul cronometro dei 24. Ivanovic, palleggio, arresto, tiro! Nikola Ivanovic si avvicina ancora la Germani Brescia. Rivers, Dau va a rientrare su di lui Zucic, bravissimo Dau. Zucic si alza da 3, Tomislav Zucic in un momento importante, una tripla importante. In attacco per la Germani, fallo di Pengos e c'è canestro di Ivanovic.
da Zubcic, fa saltare Bernella, poi l'assist per Pangos da 3. Pangos, blocco di Totè, ora Pangos, ci prova il reverse, Kevin Pangos, che cosa ha fatto? Più 4 a Napoli, strepitoso. Fulham per Totè, che schiaccia e porta Napoli sul più 6, inclinando fortemente la partita in favore dei suoi. 5 secondi, Bernal, la tripla, il rimbalzo è di Totè, full time, Napoli Basket 90, Germani Brescia 85, vittoria importante e meritata. Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione solida di squadra, sia in attacco che in difesa. Siamo stati bravi in qualche momento di difficoltà a mantenere la calma, a portare a casa questa partita importantissima.